Vedete, il TG1 è stato sempre un punto di eccellenza all'interno di Rai 1, nel senso che parliamo adesso soprattutto del quello della sera delle ore 20, ma si potrebbe dire anche di quello delle 13:30, di alcune trasmissioni speciali, perché all'interno della Rete 1 rappresentava sempre un picco, indipendentemente anche dai traini, cioè i traini sono quelle trasmissioni che stanno lì per dopo e che favoriscono, diciamo, se uno sta vedendo la partita o vede il Festival di Sanremo, indirettamente questo avvantaggia anche il telegiornale, perché quello è il momento in cui la gran parte della platea nazionale, come si chiama, si sintonizza su quel canale, che è la partita di calcio al Festival di Sanremo, ma al di là di questo la trasmissione di quiz, la trasmissione che lo precede, la trasmissione che lo segue, sono qualcosa di importante. All'interno di queste trasmissioni che precedevano e seguivano il TG1 è stato sempre un punto di eccellenza, un picco, andava sempre in alto. Questo picco era diverso, è stato diverso da epoca a epoca, che lo ricordo sempre, quando ero direttore io era del 12,5%, cioè indipendentemente dalle cifre che seguiva, noi raggiungeva uno share, una quota di ascolto del 12,5%. Questa quota si è andata poi assottigliando nel corso degli ultimi 10 anni, ma il fatto nuovo è questo, che oggi è sparita. Oggi il TG1 è un valore 0 sotto 0 rispetto al valore della rete. Questa è la cosa più grave, perché questo indica un danno strutturale. Però, se vogliamo cominciare, diciamo, a entrare nel vivo, bisogna capire perché si è arrivati a questo punto e che cosa significa questo per la informazione del servizio pubblico, ma soprattutto per voi, per la maggior parte di voi che stanno dall'altra parte dello schermo e comunque attingono ancora informazioni, una parte delle informazioni da questo si può meravigliare che la RAI, che è un editore politico, che ha come editore di riferimento il Parlamento, perché questo è il punto, è il Parlamento l'editore della RAI, quindi nel Parlamento ci sono i partiti, la commissione parlamentare che è fatta di partiti, la RAI si è informata dalla politica. E il problema qual è? Questo è il punto, che rispetto alla vecchia lottizzazione politica, deprecabile, deprecata e non mai deprecata abbastanza, si è aggiunta e sovrapposta, questa è la mia opinione, questa è la tesi del libro, anche se scritto in poche pagine, perché come è stato giustamente osservato adesso è un libro che parla di una storia, di una piccola storia, che è la mia storia professionale, non è un trattato sulla RAI o sul sistema informativo del nostro paese. Alla vecchia e deprecabile lottizzazione politica si è aggiunta, sovrapposta e giustapposta l'azione di quelli che io chiamo lobby politico-editoriale giornalistiche. È la prima volta che si usa questo termine, non lo dico in astratto, faccio nomi e cognomi, ed è questa la ragione per cui questo è un libro scomodo. È un libro che un grande editore non avrebbe potuto pubblicare, perché avremmo parlato di corda in casa degli impiccati. Questa è la ragione per cui questo libro è stato pubblicato da un piccolo editore che non ha questi legami con le grandi case editrici che hanno i loro rappresentanti, perché se volete ci sono alcuni esempi anche nel libro con nomi e cognomi, li potete trovare, altri se ne possono fare, ma adesso rispondiamo alla logica e alla domanda, ecco perché questo libro è scomodo, perché nessuno aveva detto, nonostante siano stati scritti libri sulla RAI tantissimi negli ultimi anni, da storici, pseudostorici, giornalisti improvvisati, non è facile trovare la via d'uscita, non è semplice, ma vedete la via d'uscita, questo è il punto, non potete aspettarvela dai politici, perché i sistemi che hanno applicato sono uguali, anche se ci sono delle differenze, non bisogna fare la notte buia, tutte le vacche sono nere, appunto dicevo, io ho criticato questa invasione di giornalisti, di direttori esterni venuti a guidare il carro secondo le indicazioni del potere di turno, ma è evidente che questa direzione non può essere paragonata a quella del direttore precedente, pur essendo figli della stessa logica e pur essendo state introdotte alcune distorsioni nel funzionamento soprattutto della macchina interna, poi se volete approfondiamo anche questo, dalle precedenti direzioni. Non è facile, vogliamo riformare, cambiare questo sistema, chi può essere? Ci sono le lobby economiche,
che è in mano a lobby economiche, politiche economiche, e questo non è solo Berlusconi, perché questo è un po', cioè è tutto Berlusconi, non è così, perché se fosse così sarebbe anche più semplice, non è così, ci sono in campo altre forze che alcune volte interagiscono con il potere di turno, alcune volte lo contrastano, e spesso sono lotte sotterranee che non si svolgono nelle platee televisive o in dibattiti pubblici come questo. Sono grandi poteri economici e potrei andare avanti. Adesso c'è una lotta sotterranea per aggiudicarsi il Corriere della Sera, non è tutto nemmeno chiaro quello che sta succedendo, ma sono questi poteri che si muovono e cercano di condizionare. Che è un cambiamento che, come tutti i cambiamenti, questa esperienza americana ha rafforzato questa mia vecchia idea, partono dal basso. La grande novità di Obama ha provato a spiegare agli americani che se volevano il change, il cambiamento non è from the bottom up, non è from the top down, ma from the bottom up, cioè non è dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Cioè se non incomincia ad esserci, se volete in modo anche molecolare, parziale, ma se non comincia a esserci un movimento che parte dal cittadino lettore dei giornali, dal cittadino telespettatore dei telegiornali, non solo del TG1, della televisione in generale, secondo me non succederà niente in questo paese. Questo è il punto. Ma vi faccio un esempio, senza voler istigare, lo devo dire adesso con molta cautela, perché se ancora almeno per un po' mi detterai, potrei imporre in alcune sanzioni. Voi avete uno strumento fondamentale, voi pagate il canone lo pagate a fronte di un servizio che vi viene reso. Allora domandarsi se quel servizio, chiedersi e porsi la legittima domanda se quel servizio viene reso nei modi tipici del servizio pubblico per cui voi pagate il canone, è legittimo porsi la domanda. Naturalmente poi voi darete la risposta. Perché? Ma scusate, ma l'ambasciatore Ronald Spogli diceva dell'Italia e del governo italiano. L'ambasciatore Ronald Spogli, guardate, non è né un appartenente alle Brigate Rosse, né un sovversivo pericoloso, né un appartenente al Partito Democratico americano. Ronald Spogli è un repubblicano conservatore di destra messo a fare l'ambasciatore da George W. Bush, è il migliore amico, detto pubblicamente, dell'attuale Presidente del Consiglio. Vi cito solo il passaggio virgolettato dell'ambasciatore Ronald come la domanda sull'America, come ci dicono: il lento ma costante declino economico dell'Italia, dice l'ambasciatore Ronald Spogli, compromette la sua capacità di svolgere un ruolo nell'arena internazionale. La sua leadership spesso manca di una visione strategica. Le sue istituzioni non sono ancora sviluppate come dovrebbero essere in un moderno paese europeo. Questo lo dico soprattutto ai giovani, all'università. Mi spiace che non ci sia più il prorettore, perché noi facciamo anche grandi cose, voi fate grandi cose, vi impegnate, studiate, approfondite, producete anche dei risultati, in alcuni settori siamo anche all'avanguardia, ma un conservatore americano ci vede così, che non siamo all'altezza di essere un paese europeo. La riluttanza o l'incapacità dei leader italiani a contrastare molti dei problemi che affliggono la società, come un sistema economico non competitivo, l'obsolescenza delle infrastrutture, il debito pubblico crescente, la corruzione endemica, hanno dato tra i partner europei e americani l'impressione di una governance inefficiente e irresponsabile. Il primo ministro, questo lo dice lui, lo devo citare, Silvio Berlusconi è il simbolo di questa immagine. Questo pensano in America gli uomini di destra e conservatori americani. Che cosa volete che vi aggiunga?